Anita, oggi ho 25 anni e all'età di 17 ero in quarta superiore, ero una ragazza normalissima. Durante questa prova mi sono accorta di un grosso ematoma all'altezza dello stomaco. Il medico di base a sua volta mi obbligò ad andare a fare degli esami del sangue, un emocromo urgente. Quella mattina di gennaio un po' la mia vita è cambiata, nel senso che mi hanno diagnosticato una leucemia. I medici mi dissero che non avrei avuto altra possibilità se non un trapianto di midollo. A maggio del 2013 ho fatto il trapianto di midollo da mia sorella. Il dono più grande certo è stato il midollo, ma non ci sarei mai arrivata senza tutto il resto. Se 256 persone non mi avessero donato il loro sangue o le loro piastrine, perché in tutto ho fatto 256 trasfusioni. Spero di arrivare nel cuore di qualcuno che si presti a donare il midollo perché può salvare una vita. Credo sia un gesto che venga direttamente da dentro. Credo sia più facile trovare un motivo per farlo che trovare un motivo per non farlo.